Amici di Fanner, benvenuti alla Stella Azzurra, 26esima di Serie A della Lega Calcio a 8. Si infiamma la sfida per il sesto posto playoff con lo scontro diretto tra Roma Calcio a 8 GSA e Pisana Calcio a 8. Gli uomini del presidente Villani ci arrivano col sesto posto, difeso da 4 punti di vantaggio sulla Bacci. A 6 lunghezze c'è la Pisana, che oggi non può sbagliare per rimanere in corsa per la lotta ai playoff. Possibilità di ripartire per la Roma con Cichella che allarga sulla destra dove c'è Ciccolini che mette verso il centro, pallone che passa, Seferi sfiora ma non tocca. Lo può andare, supera Ciccolini, allarga sulla destra dove si fa vedere Cesaro all'1 contro 1 con Oliva, conclusione respinta e la risposta dell'estremo difensore della Roma, sfera ancora buona per Laurato col mancino che si infila nell'angolino basso, 1-0 per la Pisana dopo 3 minuti di gioco, il gol di Laurato che ha ribadito in rete dopo una grande risposta di Goletti, in vantaggio gli ospiti dunque alla Stella Azzurra. Attenzione al pressing della Roma che può essere pericoloso, Carnevali allontana ma sbaglia, Cichella, conclusione deviata, termina alta sopra la traversa, mani sul volto per il capitano della Roma vicino al pari. Oliva su di lui, non riesce a chiuderlo, Massari, cambio di campo, dall'altra parte c'è Cesaro che controlla e col destro ha la grande opportunità di trovare il raddoppio ma una deviazione gli nega la gioia del gol. Laurato, la chiusura su di lui è fallosa da parte di Ugolini, calcio di punizione. La rincorsa di Cesaro che va col destro, la sfera passa, ancora una deviazione e la palla si infila in rete per il 2-0 della Pisana al quarto d'ora. Il gol è di Andrea Cesaro che fa 17 in campionato. Parte di Martinelli che ha cambiato lato di competenza rispetto all'inizio del match, va ancora Martinelli a sovrapporsi, riceve il pallone in area Martinelli che può scaricare per Cesaro, è incredibile, si è riuscita in qualche modo a salvare la Roma, vicina al terzo gol la Pisana. Martinelli scarica su Piccolo che calcia e il suo destro si infila in rete, Roma 0 Pisana 3. Incredibile quello che sta succedendo alla Stella Azzurra, dominio assoluto degli ospiti. Attenzione alla Pisana che ha già recuperato la sfera con Meloni che può andare, calcia col mancino, Goletti si salva con i piedi. Poi c'è un fallo di Ugolini su Meloni. Tutto la sostanziale differenza nella qualità del gioco espresso. Attenzione alla punizione, battuta veloce, Ferretti la mette in rete, coglie impreparata la difesa della Roma Calcio 8. La Pisana, battuta veloce la punizione da Carnevale, Ferretti mette in rete 0-4. Anticipato però, possibilità allora di andare per Martinelli, va via Martinelli, dall'altra parte c'è Meloni che controlla e Goletti torna su di lui che va a lungo dove c'è Meloni che controlla col petto, arriva su di lui Ugolini che commette fallo. Tocco la botta di Ammassari sul palo, sfera ancora buona per Meloni che col destro trova il gol dello 0-5 per la Pisana, goleada alla Stella Azzurra. Meloni alza la testa e apre il gioco, Carnevali ancora in verticale verso Meloni che controlla, prova la botta, vola Goletti che mette in corner, centralmente la possibilità e arriva il gol anche per la Roma, lo sigla Alcini con un mancino dalla distanza al 19esimo del secondo tempo. Roma Calcio 8-1, la Pisana 5. Ammassari va via, calcia col destro ed è il gol dell'1-6 di Ammassari che non dà neanche il tempo alla Roma di gioire, seppur in parte per il gol della bandiera. Ammassari fa 6-1. Avanza Lorenzo Ciccolini, può pensare anche alla conclusione, ecco che prova il destro, la respinta del portiere e poi Cichella trova il gol del 2-6 quando è in corso il 22esimo minuto del secondo tempo. Ferretti rientra verso il centro, scambia, ottiene l'1-2 da Laurato, poi prova a restituirgli la sfera, Laurato al limite dell'area, supera un avversario, piazza il destro. Bellissimo gol quello di Matteo Laurato che chiude la gara 7-2 per la Pisana che domina e dilaga alla
Stella Azzurra contro la Roma si porta a 41 punti, riapre qualsiasi discorso nella corsa a 3 per il sesto posto playoff.